Se per arrivare agli acuti senti il bisogno di spingere, fermati. Non è solo inefficace, è anche il modo più veloce per affaticare e danneggiare la voce. Ora ti spiego perché succede e ti faccio fare un esercizio sicuro per allenare l'acuto senza farti male. Quando spingi sugli acuti stai facendo 3 cose contemporaneamente, tutte sbagliate. 1. Troppa pressione dell'aria. Aumenti la pressione dell'aria pensando che serva più forza, ma le corde vocali non hanno bisogno di più aria, hanno bisogno solo di controllo. L'effetto è che le corde poi vengono sbattute con violenza, aumentano attrito e si infiammano. 2. Chiusura rigida della gola. Per resistere a questa pressione il corpo reagisce chiudendo la gola. L'effetto è il suono struzzato, perché la laringe proprio tende a salire, perde l'elasticità e la stanchezza viene rapidamente. 3. Compensi muscolari. Iniziano a lavorare muscoli che non dovrebbero lavorare nel canto, quindi i muscoli del collo, la mandibola, la lingua. L'effetto è rigidità, dolore, afonia poi nei giorni successivi. Conclusione: l'acuto spinto non allena la voce, la stressa. Ma cosa serve allora all'acuto? Per salire in acuto la voce ha bisogno di una cosa sola: coordinazione, non forza. E per allenare la coordinazione serve un esercizio che impedisca di spingere. Facciamo il vocal fry controllato. Come farlo? Emetti un suono molto leggero, tipo suono leggero col fry. Questo esercizio funziona perché intanto riduce la pressione dell'aria, le corde lavorano senza essere colpite con forza, migliora la chiusura cordale fine, quindi allenamento di precisione non di potenza, riattiva la coordinazione neuromuscolare. Facciamo con la U. Questo funziona perché riduce la pressione dell'aria, le corde vocali lavorano senza essere colpite con forza, migliora la chiusura cordale fine, quindi allenamento di precisione non di potenza, riattiva la coordinazione neuromuscolare, cioè il cervello impara che può salire senza spingere. Questo esercizio non allena la forza, ma il controllo. Ma come usarlo correttamente? Quante volte al giorno? Io direi 1-2 volte al giorno, per massimo 2-3 minuti. E per quanti giorni? Tutti i giorni, per 7-10 giorni. E lo puoi integrare poi successivamente nel riscaldamento quotidiano. Quando non farlo? Se senti dolore, probabilmente non stai facendo le cose giuste. Se senti che la gola si stringe o se alzi il volume. Se senti fatica, insomma, qualcosa stai sbagliando. Questo esercizio deve sembrare quasi troppo facile. Se per cantare acuto spingi, non stai allenando la voce, la stai stressando. Gli acuti arrivano quando smetti di forzarli. Se vuoi altri esercizi spiegati in modo semplice e sicuro, iscriviti al canale.